Sono Donatella Ferrante, dirigo presso la Direzione Generale dello Spettacolo del MIBACT il teatro, la danza e le attività internazionali dello spettacolo circense e sono qui in occasione di questo incontro che affronta un argomento di grande interesse ed attualità. Si tratta sostanzialmente del ruolo che i piccoli teatri nei territori della provincia italiana, che come si sa è una terra ricca di proposte culturali di ogni genere, e come questi piccoli teatri possono contribuire a costruire delle nuove dimensioni nel rapporto tra pubblici diversi, offerta e domanda, qualificando in qualche modo sostanzialmente le attività dello spettacolo. La giornata di oggi è stata una giornata estremamente ricca di stimoli per tutto quello che è emerso dai contributi provenienti dalle amministrazioni locali, da amministrazioni di altri territori del nostro paese, dai teorici e dai curatori di questo convegno, Fabio Biondi ed Elena Di Gioia. Il tema, ripeto, è di grande attualità perché si tratta oggi di ripensare il valore dello spettacolo come strumento di coesione sociale, come strumento di inclusione, come strumento di nuova cittadinanza. Quindi affonda in un argomento cardine che è quello della democrazia della cultura. E in particolare per quanto riguarda ovviamente il ruolo che può svolgere il Ministero, tutto questo ci pone un interrogativo ed una pista da perseguire, che è quella legata al rapporto tra noi e le istituzioni locali, le regioni ed i comuni. Tutto ciò è oggi ancora di più attuale perché da poco il nostro Parlamento ha emanato il Codice dello Spettacolo, ovvero dopo più di 40 anni, dopo 45 anni, finalmente in Italia c'è un quadro normativo di livello legislativo che consente di dare un rilancio, di rilanciare in termini non solo di risorse ma anche di valore la creatività, le professionalità dello spettacolo e il ruolo, la funzione che lo spettacolo può esercitare appunto nel contesto sociale.